È il caso di dire il Veneto in centro, l'enorme gonfalone marciano, il più grande al mondo, 300 metri quadri, distesi come un lenzuolo giallo e rosso in Piazza dei Signori, per riconoscere il risultato raggiunto da Vicenza, città e provincia, in occasione del referendum per l'autonomia. Il cuore della città colmo di gente, e forte il messaggio di speranza per quello che lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia, aveva definito all'indomani del voto il Big Bang delle riforme istituzionali, una chiamata di popolo. Il Veneto, Zaia, andrà a trattare con 2.400.000 voti di veneti che spingono per avere l'autonomia. La differenza è clamorosa e il peso contrattuale sarà altrettanto importante, quindi quello che avverrà nelle prossime settimane vedremo se Roma ha capito il segnale che è arrivato dal Veneto, perché è un segnale inequivocabile. Per Vicenza c'è bisogno anche in questo caso di più autonomia, i comuni in questi anni hanno sofferto tantissimo, ricordo che solo il comune di Vicenza negli ultimi anni ha avuto 20 milioni di euro di tagli da parte dello Stato, quindi la richiesta di autonomia arriva anche dal territorio e arriva anche dalla città. È importante il ruolo dei parlamentari veneti a Roma. È un momento importante, un momento che potrebbe segnare veramente una svolta storica. Abbiamo una possibilità con questo grande risultato di poter far cambiare veramente le cose. Cambiare le cose in Veneto, e questo è un dato importante, possono anche cambiare in Italia, grazie proprio all'autonomia.